Siamo giunti alla 14ª edizione di questa bella serata, Porticato Brignardello qua a Lavagna. Esatto, la forza di questa cena è che riusciamo ad evolvere una cifra abbastanza importante legata a una sola serata, perché tutte le attività commerciali e qualche signora di Lavagna che ha nel cuore la nostra cittadina offre le basi, le pietanze per preparare la cena, quindi costi ne abbiamo ben pochi e riusciamo a offrire un buon servizio e a fare un'ottima beneficenza. I beneficiari di quest'anno saranno l'Anfas di Chiavari, in particolare per la casa famiglia che stanno allestendo, ormai quasi già pronta, però chiaramente è stata veramente un'opera grandiosa, quindi ha necessitato di fondi, diciamo, di notevole importanza, e l'altra parte viene devoluta all'oratorio della Santissima Trinità, che ha la necessità di restaurare la cassa processionale. Lo sforzo è notevole perché la spesa è quasi dai 50 ai 60 mila euro e di conseguenza la metà ci manca, fra virgolette, perciò dobbiamo attingere a risorse nostre e anche con eventi, tra cui questo devo dire che è pienamente riuscito come tutti gli anni, grazie sia ai volontari del CIV e di tutta Lavagna, e comunque c'è sempre una risposta notevole, anche perché Lavagna, dovessi mettere un titolo, diciamo, Lavagna per la solidarietà c'è sempre. È un periodo che le persone sono vicine all'Anfas. Sì, meno male, perché lo sono sempre stati, ma in questo momento davvero ne abbiamo un bisogno incredibile, per cui bello. Partita e questa serata. Partita questa serata, sono due momenti che ci riempiono il cuore, perché vuol dire che la gente ci vuol bene.